Archiviata la prima giornata di campionato con una grande vittoria, il Santa Venerina scende in campo per l'infrasettimanale di Coppa Italia contro Città di Mascali, ripartendo dal 4-1 dell'andata. Mister Calvaruso opta per un po' di turnover visto gli impegni ravvicinati, ma il modulo è sempre il 4-3-3. Tra i pali torna Buallegui, in difesa confermati Lopez e Spampinato, giocano Cali e Zanella. In mediana assente Fabrizio Scapellato, quindi con Basile e Biondi c'è posto per Daniele Scapellato, visto un errore di terzino domenica contro il Riviera Nord. In attacco riposo per Carbonare e De Leonardis. Con Sinatra ci sono il classe 2006 Paradiso a destra e Crisiglione al centro. Pronti via e subito padroni di casa al comando delle operazioni. Zanella scambia con Basile. Basile al centro per Scapellato. Scapellato il lancio per Crisiglione, il controllo. Crisiglione si gira in aria col destro, respinge Vecchio. Papa porta palla sulla destra, gliela porta via Crisiglione, che va all'1 contro 1, accelera Crisiglione. Ancora Crisiglione che resiste anche a un contrasto, entra in aria. Il passaggio arretrato per Sinatra, il controllo, Sinatra col mancino, Vecchio respinge, poi Paradiso da 2 passi, si salva ancora il Mascali. Punizione interessante per la squadra di Calvaruso, sul pallone c'è Sinatra, va Sinatra sul palo del portiere, di poco a lato. Calcio d'angolo per il Santa Venerina, lo batte Basile, basso, sponda di Crisiglione, poi al volo Calì, alto di un soffio. 23esimo, Di Dio va al rilancio, testa di Basile, raccoglie poi Scapellato per Sinatra. Sinatra in buca per Crisiglione, Crisiglione alla conclusione, salvo Crisiglione, si sblocca il punteggio il Vincenzo Grasso, la rete è di salvo Crisiglione. Spampinato cerca Paradiso, palla recuperata dal Mascali dalla Spina, che va da Dama difende palla dall'attacco di Basile, cerca il tiro dalla distanza deviato, grande parata di Buallegui in corner. Calcio d'angolo battuta in mezzo, libera la difesa. E poi Calì perfeziona andando in profondità nella zona di Sinatra. Grande tacco di Sinatra che fa proseguire la corsa di Paradiso. Paradiso si presenta davanti a Vecchio, si allunga troppo il pallone, l'uscita fondamentale del portiere. Calì verso Basile nel cerchio di centrocampo, si gira, va da Sinatra, di prima per Scapellato, di prima a sua volta in profondità per Paradiso. Grande azione, Paradiso stesa in aria da Fichera, calcio di rigore. Dal dischetto va Scapellato che spiazza Vecchio e sigla il raddoppio dei padroni di casa. Cambio forzato per Mister Calvaruso, si ferma Biondi, al suo posto entra Magri. Non si ferma la spinta del Santa Venerina, qui Basile, corto su corner per Sinatra, ancora Basile, per Scapellato, di prima verso Sinatra, Sinatra basso per Magri, che non inquadra la porta. Finale del primo tempo, punizione battuta da Locastro, verso Dama, stop di petto e tiro deviato da Spampinato, calcio di rigore per il Mascali, fallo di mano di Spampinato. Dagli 11 metri si presenta Dama, intuisce Buallegui ma non basta, accorcia le distanze il Mascali con Peppe e Dama. Ripresa che inizia su ritmi blandi e con 3 sostituzioni per Mister Calvaruso, fuori Lopez e dentro Simone Grasso, fuori Crisiglione e dentro De Leonardis. E spazio anche per Angelo Trovato al posto di Daniele Scapellato. Minuto 67, Zanella scambia con Sinatra, poi Magri riesce a far passare ancora per Zanella. Zanella entra in aria, uno sguardo in mezzo, poi va all'indietro di nuovo da Sinatra. Il tocco per Paradiso, palo rete, Simon Paradiso, 3-1, arriva la prima firma anche per lui in maglia Santa Venerina. Finisce la partita anche di salvo Sinatra, al suo posto entra Pietro Grasso, piazzato dalla sinistra per i padroni di casa. C'è Paradiso sul pallone che va direttamente in porta, colpisce la traversa. Partita ormai chiusa, Santa Venerina che gestisce il possesso palla, Zanella, De Leonardis, verso Paradiso sulla 3/4, allarga a destra per Simone Grasso, il cross morbido, ottimo per la testa di De Leonardis, che si iscrive anche lui al tabellino dei marcatori, giornata di prime volte, De Leonardis si aggiunge a Crisiglione, Paradiso e Scapellato. Un Santa Venerina forza 4, un altro 4-1 a Città di Mascali dopo quello del match d'andata. Missione qualificazione al secondo turno di Coppa ampiamente superata. Tante risposte positive per Mister Calvaruso, che ha visto andare a segno ben 4 giocatori diversi. Una grande iniezione di fiducia, anche perché la prestazione è stata di livello, nonostante qualche piccola modifica in formazione. Domenica si torna in campo, sempre allo stadio Vincenzo Grasso, per la seconda giornata di campionato. Avversario sarà il Valdinisi, anch'esso reduce da 3 vittorie in questo inizio di stagione.